Il capo ufficio italiano è una figura ancora poco indagata. Sono venuto a sapere che un vecchio amico è diventato uno di quei capi che urlano alle ragazze neoassunte. I colleghi le trovano in fila per il bagno mentre aspettano di sedersi sul coperchio del water a piangere. Eppure nessuno ha sollevato la questione pubblicamente. A me l'ha detto il fidanzato di una neoassunta abusata, che mi ha chiesto di tenere il segreto. Tempo un mese non ne ho sentito più parlare da nessuna delle persone che sapevo informate. A casa di un amico in campagna ho trovato nella cesta di fianco al camino un giornale di 15 anni fa dove si scriveva di un capo che chiedeva alle dipendenti di chiamarlo amore e in pochi mesi ne aveva messe incinte 3. Negli ultimi anni sono stati accusati di sessismo e razzismo capi di altissimo profilo in tutto il mondo occidentale. Si è inaugurata una stagione di pulizia dei valori di chi comanda, ma è rimasta inalterata la sostanza di quel caso di cronaca rosa e nera. Comandare le persone è un'esperienza. Tinge la vita di una magia che sembra valere qualunque prezzo. In Italia questo fatto rimane evidente perché non abbiamo imbiancato troppo la facciata. Ci sono ancora capi ben educati e psicanalizzati e rispettati che giocano ad accarezzare il seno alle dipendenti. Ne parlo in modo generico, come fosse una statistica e non un paio di casi specifici che ho in mente, ma scrivendo vedo le facce dei capi e delle persone molestate. Frequento un mondo all'apparenza civile dove sono rimaste intatte una crudeltà e una voglia di dominare che di solito attribuiamo ai boss mafiosi o ai CEO delle multinazionali. E invece, per i capi normali che incontro nel mondo della cultura, far piangere la gente nei bagni è sempre stata una magia, così come umiliare uomini e donne di mezza età aggrappati allo stipendio. Dalla prospettiva del capo, il mondo degli umani è un caos che qualcuno deve pure organizzare. Coperti dal pretesto della giusta battaglia, anche il presidente della ONG e il direttore editoriale moralista si abbandonano ai loro istinti crudeli. Quando mobbizzano una dipendente troppo brava, non è per far quadrare i conti, ma perché godono a schiacciare le persone. Vi ho tutti in mente, vedo le vostre facce. Vivete dei vostri crimini invisibili, coperti dal vostro entusiasmo, dalla dedizione, dall'intuito, dall'arguzia, dalla preveggenza, dal carisma. Francesco Pacifico ha scelto questo brano per iniziare a raccontare Il Capo, il suo ultimo romanzo. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Il Capo è una specie di thriller, ed è per questo che ha scelto l'inizio, che ha per protagonista Gaia Spinola, una ragazza che l'alter ego di Francesco, che si chiama ovviamente come lui, incontra una sera in un locale a Roma. Non accade niente di romantico tra loro, ma inizia uno scambio. Gaia racconta a Francesco una storia. È la storia di una settimana in un resort in Sud Tirolo, dove Gaia è stata invitata dal suo capo per un misterioso team building. Quando lei arriva, nessuno dei dipendenti della fondazione culturale in cui Gaia lavora è lì, nemmeno il capo. Ma con il passare delle ore, in realtà le primissime ore, diventa subito chiaro che quello non è un team building, ma è un gioco che il capo ha architettato per esercitare il suo potere. Un abuso ai danni di Gaia. La prima cosa che ti chiedo, Francesco, è come mai ti interessava raccontare questo tipo di sopraffazione, la sopraffazione di chi ha il potere verso chi questo potere non ce l'ha o ne ha meno o crede di non averne per niente. E poi, in questi tempi post-pandemici in cui il lavoro è fortemente messo in discussione soprattutto dai più giovani, pensi che questo genere di leva esista o esisterà ancora? Sono 2 risposte a cui rispondo in ordine cronologico, perché mi sono reso conto, ascoltando la tua domanda, che l'idea mi è venuta perché avevo compiuto 40 anni, li ho compiuti nel 17, il primo germe di questo libro mi viene nel 19, poco prima della pandemia, e praticamente era il momento in cui i miei coetanei stavano iniziando a prendere le prime posizioni di potere o responsabilità, che dir si voglia, nel mondo della cultura. Quindi effettivamente mi è venuto da questo. Io ho iniziato a notare che c'erano persone che esercitavano questo nuovo potere in certi modi un po' strani. Io stesso mi rendevo conto di non aver ricevuto una
un'educazione su come esercitare quel minimo potere che dopo, 15 anni di gavetta iniziava ad arrivare, no? I lavori nelle riviste, gli eventi culturali, queste cose qui. Quindi l'idea forse mi è venuta così, era la prima volta che invece di vedere il potere come una cosa che stava in alto lo vedevo come una cosa che stava un po' alla mia stessa altezza e potevo iniziare a capire queste sue strane modalità. E poi sì, la pandemia, come abbiamo visto, ha fatto passare la voglia a un sacco di gente di lavorare, cioè di stare in quelle situazioni. La sospensione prima con il lockdown, poi lo smart working, ha creato un po' un'interruzione di una modalità di dominio che andava avanti, da sempre. Quindi sì, sicuramente mi sono reso conto via via che scrivevo il libro, lo finivo, lo riscrivevo, lo editavo, che l'avevo iniziato a scrivere così alla fine del 19, poco prima della pandemia, in tutto un altro mondo, e che nel frattempo, è un libro breve ma che mi ha richiesto molto tempo, nel frattempo il mondo era cambiato, man mano che io scrivo questa storia. E sì, forse adesso c'è molta più consapevolezza ed è interessante che un libro pensato in un'altra epoca esca proprio oggi. Nella storia di Gaia, il gioco che il capo fa con lei è un gioco di tipo sessuale. Il legame potere-sesso è un grande classico della vita e della letteratura, ma qui sembra che la questione non sia tanto consumare il sesso, l'atto sessuale, quanto la manipolazione, proprio il gioco in sé. L'eccitazione deriva dal muovere le pedine. Sì, è così. Io sono cresciuto negli anni '80 e poi, sono stato bambino negli anni '80, e i primi film che ho guardato di nascosto erano film che raccontavano un amore e un sesso incredibilmente lineari, no? Al ragazzo piaceva la ragazza, poi si fidanzavano, poi al limite c'erano le corna. E invece mi sembra, la mia esperienza della vita adulta sia un'esperienza dove c'è un grande rapporto tra il sesso e il gioco, e forse un triangolo tra sesso, gioco e manipolazione. Alcuni dei lati sono dei lati belli, quelli che uniscono per esempio sesso e gioco, quelli che uniscono gioco e manipolazione no, quelli che uniscono sesso e manipolazione magari no. Non volevo vincere facile, non volevo fare un libro semplicemente su una vittima o su un carnefice, ma cercare di capire che campo è quello della manipolazione. Esiste una libertà nella manipolazione o è tutto predeterminato da chi ha scritto le regole del gioco? Ho cercato di capire anche cosa può essere una protagonista che subisce una manipolazione, perché sembrerebbe un controsenso: se tu subisci una manipolazione come puoi essere il protagonista della tua vita? Quindi ho cercato di vedere cosa c'era là dentro. Infatti, senza raccontare la storia, possiamo però dire che Gaia è sempre piuttosto ambigua. Fa un debole tentativo di andarsene all'inizio, ma poi rimane nel resort, un po' pensando di poter giocare anche lei, un po' affascinata dalla figura del capo, un po' convinta che se se ne va, un progetto che lei vorrebbe gestire verrà affidato ad altri. Stavo per dire che Gaia non è davvero una vittima, ma poi ho pensato che non sarebbe stato giusto dirlo. Tu come la vedi? Sì, esatto, hai riassunto come mi sono sentito io nel corso di questa scrittura, che è stata una scrittura di grandi triangolazioni, perché scegliendo io come protagonista una donna non ancora di 30 anni e come aguzzini delle persone della mia età, ovviamente non potevo dire di sapere come si sentisse questa fantomatica vittima, quindi ho lavorato chiedendo sempre a lettrici che erano, scrittrici intellettuali più giovani di me, una sponda che loro mi hanno concesso generosamente, per capire questa cosa che io dalla mia posizione ormai un po' troppo, di mezza età, non riuscivo a valutare, che era quanto è vittima, come dicevo prima, no? Quanto è vittima, quanto è libera. Può restare o la cosa giusta da fare è semplicemente scappare? Per esempio, una questione su cui ci siamo interrogati è: ma se là dentro c'è, appunto, come ricordavi tu, la possibilità di una promozione, di una crescita professionale, la cosa più giusta è fare la cosa corretta di andarsene? Oppure è diritto della persona voler restare in un posto cercando di truccare delle regole che sono state prima truccate da altri? Insomma, è molto complicato, e mi rendo conto, quando sono iniziati le presentazioni di questo libro, io pensavo non voglio spiegarlo troppo, ma adesso che sto presentando il libro mi rendo conto che non sono proprio in grado di spiegarlo troppo, cioè che nel libro è rimasto un po' un mistero.
Gaia spesso nella storia viene definita ideologica e l'ideologia è un tema. È definita ideologica soprattutto quando parla degli uomini. Lei è omosessuale e da una parte li vede come dei predatori e li teme e dall'altra comunque li disprezza. Ma possiamo dire che un po' tutte le donne del libro hanno una considerazione minima degli uomini. Perché? E c'è una critica più o meno velata a una certa radicalità delle donne. Anche qui non so rispondere direttamente perché in realtà io ho la massima simpatia per la dinamica che ho descritto, ossia io vivo in una zona molto popolata di femministe radicali e amo quella dinamica. A me piace molto essere smontato e poi eventualmente anche rimontato, perché lì non c'è solo uno spirito, diciamo, distruttivo, ci sono anche proposte. Però sì, ho anche lasciato questa traccia. A Gaia viene data della persona ideologica. È vero che chi ha valori che non sono proprio quelli del mainstream viene spesso tacciato di essere ideologico, ma in realtà poi sono ideologici anche gli avversari di Gaia, secondo me. I miei incontri con il femminismo radicale sono stati belli, anche se duri, e sono stati incontri pieni di ironia e di conflitto, di simpatia, di antipatia, di attrazione, di repulsione, e io trovo che questa sia una parte sana della vita. A un certo punto scrivi o fai scrivere a Francesco: chi ha tempo per raccontare il mondo di solito ha una proprietà immobiliare e poi non si può dare un'empatia facile tra chi ha una casa e chi non ce l'ha. Tu racconti il mondo e quindi immagino tu abbia una proprietà immobiliare. Come convivi con il tuo privilegio e come trovi l'empatia per raccontarlo al mondo, se serve secondo te questa empatia per farlo? Ti ringrazio di questa domanda. In realtà sta diventando sempre più naturale mettere a fuoco questa questione, è una questione che io tratto da ormai una decina d'anni. Ho sempre amato parlare di proprietà immobiliari perché la grande letteratura dell'Ottocento lo faceva e insomma ascese e declini mi sono sempre piaciuti moltissimo, anche insomma la letteratura della seconda metà del Novecento sicuramente. Raccontare il mio mi piace nello stesso modo in cui appunto mi piace il conflitto, mi piace dire cose contraddittorie. Io trovo che il discorso si banalizzi molto quando ognuno cerca di dire perché sta dalla parte giusta. Io non ho un'opinione insomma del tutto negativa di me stesso, però sicuramente quello che ho studiato, la storia, la cultura, l'arte, mi dice che comunque vengo da una parte, insomma, che ha un po' di cose da spiegare, anche secondo me qualcosa da confessare. A me piace fare questa confessione, forse perché sono di formazione molto cattolica e la confessione mi è sempre parsa qualcosa di perverso e sublime, insomma, su cui mi sono interrogato per tutta la vita. Quindi non lo so, insomma, mi piace dichiarare i miei averi e vedere l'effetto che fa. Quando il narratore, che sono io, non sono io, poco importa, in realtà sono io, dice tra chi ha una casa e chi non ha una casa non può esserci empatia, penso che in questo libro non ci sia una frase che possa essere presa letteralmente, però è più un gioco che c'è tra la forza magnetica di ogni frase. Quello che intendo è non si può non considerare quel fatto, poi magari potremmo avere un'empatia dopo. Io penso che intanto dobbiamo tirare fuori un po' di cose, visto che abbiamo il privilegio di affrontare quest'epoca così di trasformazione. Poi chi sta messo peggio tra noi ci dirà se è stata vera empatia o se ci volevamo solo consolare di essere tutti uniti quando non lo eravamo. Nel libro ci sono raccontati tantissimi scambi di messaggi, con tanto di emoticon, gif e tutte queste cose del comunicare virtuale. Perché le hai messe? E ti dico una sensazione che mi hanno dato: alla fine mi fanno sembrare tutti dei poveri cristi. Allora questa è la risposta. Io ho sposato la prosa come forma d'arte, diciamo così, 25 anni fa, proprio quando stavo ancora al liceo, e mi piacciono scrittori, e lo sto citando molto in questi giorni, come Walter Siti, cioè persone che sanno che la prosa è prosaica, che la prosa può raggiungere momenti di bellezza nella sua unione di registri, ma non può, insomma, cercarla in un modo troppo diretto, deve un po' perdersi nei vicoli del parlato, dei registri che usiamo normalmente, si deve sporcare.
E in realtà quello che mi ha detto mi fa molto piacere, perché il punto è proprio che sono dei poveri cristi. Se io nobilitassi troppo il modo in cui si parlano, che è un linguaggio da ufficio, di mitomania diffusa, di gente che deve continuamente, insomma, trovare la sua sistemazione all'interno di una gerarchia di potere, insomma, un po' mentirei, un po' trasformerei in qualcosa che non è l'oggetto della mia indagine. E tra l'elenco che facevi di cose che ho usato, è la prima volta forse che cerco di usare seriamente i meme dentro la mia scrittura, anche un po' vedere come questi meme, che nella realtà scorrono così fluidamente nella prosa, sembrano inceppare quasi la comunicazione. Dopo averti raccontato la sua storia, Gaia scompare e a te viene il dubbio che non l'abbia fatto per denunciare il sopruso di cui è stata vittima. Cioè è chiaro fin dal principio che lei non vuole denunciare, ma tu avresti potuto usare questa storia per fare un'opera di denuncia. Ma ti viene il dubbio appunto che l'abbia fatto per sistemare certe sue questioni personali. Ti viene il dubbio insomma di essere stato anche tu usato. Sì, lì arriviamo proprio alla fine delle matriosche, insomma, quando io o Francesco, insomma, cominciamo a chiederci perché veramente ci è stata raccontata questa storia. Lì ci sono vari ingredienti. Un punto di partenza è, insomma, è quello che mi è stato spesso raccontato dalle vittime di abusi, sia sul lavoro sia, insomma, nel privato, che è questa vergogna, no, di denunciare. E allora ho pensato che in una storia così complicata si potessero mischiare più tipi di vergogna, cioè da una parte la vergogna magari per quello che si è subito, però dall'altra altre vergogne che non c'entrano molto. E alla fine, insomma, uno dei pochi personaggi importanti di questa storia, che è la fidanzata della protagonista, è stata un po' allontanata nonostante sia molto amata. E quindi alla fine, mentre ragionavo un po' su tutta questa massa di informazioni di Gaia, ho pensato che forse insieme potesse essere una sorta di lettera d'amore, cioè nel raccontare questa sua caduta un po' ambigua agli inferi del lavoro, Gaia stesse anche raccontando alla sua fidanzata Calla un po' le sue mancanze e perché si era interrotto qualcosa tra di loro. Abbiamo dato voce a Il capo di Francesco Pacifico, Mondadori Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.